Si va in partenza per la settima e conclusiva, sistemata la finimentazione di Vaumar. Andiamo a leggere il campo partenti prima di lasciare la parola allo starter. Con l'1 Tommy, 2 Solitario USM, 3 Victual Victory, 4 Ulisse 3B, 5 Rabate Greppi, 6 Ultimo Princi, 8 Naldo Benal, 9 Simia Spritz, a 20 metri 11 Vaumar, 12 Spirit Dorobi, 13 Val Gardena Jet, 14 Aligero dei Rum, 15 Vento del Pino, 16 Iron Creek, 17 Urian Orsa, cavalli in zona partenza. Lasciamo la parola allo starter Zeno Cesetti per le operazioni di avvio e poi la partenza della settima e conclusiva. Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima, Ulisse 3B va al comando nei confronti di Rabate dei Greppi all'esterno, che va subito a chiedere strada. Poi lungo la corda Tommy con l'errore da parte di Virtual Victory, resta Numero in quarta 3, posizione. Virtual Victory, Ultimo Princi squalificato. a precedere Solitario USM. Dopo 200 in 16-2 insiste e passa Rabate dei Greppi nei confronti di Ulisse 3B. Poi Tommy ancora, Ultimo Princi, Solitario USM, all'esterno Simia Spritz, si muove subito al largo Vento del Pino che aggira Simia Spritz e si porta allo scoperto. In terza ruota anche Aligero dei Rum che scosta dalla quarta pariglia esterna e prova a risalire. Intanto però si è messo a camminare Rabate dei Greppi che dopo un 14,7 fa un 15,5 di curva di destra, 46,4 per i primi 600 di Rabate dei Greppi, che è in vantaggio nei confronti di Ulisse 3B e di Tommy. Quindi sempre Ultimo Princi, mentre Aligero dei Rum ha completato l'operazione aggiramento sul treno esterno e si è portato allo scoperto. 1,1,6 per il mezzo miglio iniziale. Insiste nella progressione esterna Aligero dei Rum che si porta a lato di Tommy e cerca di raggiungere la testa della corsa. Rabate dei Greppi però ovviamente se la dà a gambe. 1,17 il primo chilometro, 15,4 per la curva di sinistra. Rabate dei Greppi in vantaggio nei confronti di Ulisse 3B. Aligero dei Rum al largo, Tommy lungo la corda, Ultimo Princi, ancora Solitario USM che fa la seconda pariglia ma distante. Poi Urian Orsa che si muove dalle retrovie trascinandosi Iron Creek. I due della seconda fila del secondo nastro provano a progredire in mezzo alla pista, ma davanti però si cammina. 14,8 davanti alle tribune, accelera ancora Rabate dei Greppi che cerca di mettere in difficoltà tutti gli altri. Lo segue a un paio di lunghezze Ulisse 3B, poi ancora Tommy, ancora un 14,7 per un'altra frazione in 29,5 non scritta. Rabate dei Greppi sta guadagnando terreno nei confronti di Ulisse 3B e Tommy. Lo speed in mezzo alla pista da parte di Urian Orsa che aggira tutto il gruppo e cerca di portarsi sui primi, ha però una curva in quarta ruota da fare. Intanto Rabate dei Greppi ha scavato margine incolmabile per il resto degli avversari a 300 metri dalla conclusione dopo un paletto in 14,3 e un altro in 14,5. Rabate dei Greppi l'ha già portata a casa a 100 dal traguardo. Rabate dei Greppi che fa dispersione atomica, vince di 50 metri nei confronti di Ulisse 3B, mentre per il terzo sprintano Ultimo Princi e Urian Orsa, con Urian Orsa che a centropista dovrebbe aver mantenuto il terzo sul finish interno da parte di Ultimo Princi. 28,6 la chiusa, 14,1 la dritta arriva e poteva fare un altro giro. Rabate dei Greppi, Roberto Vecchione, Vincenzo Mango per la scuderia Franco e Nicolò. Il successo del figlio di Exploit CAF che porta a casa il cost to cost sfilando su Ulisse 3B e gestendo i parziali anche vertiginosi a piacimento, venendo a vincere comodo nei confronti dello stesso Ulisse 3B che fa il secondo. Per il terzo c'è Urian Horse avanti a Ultimo Princi e a Tommy.